È cominciata da poco, ma è già diventato uno degli appuntamenti più attesi dai nostri telespettatori. Parlo della rubrica di saggezza partenopea del professor Amedeo Colella, Nishuna Nasce Imparato. Fare appuntamenti a Napoli è assolutamente semplice, basta essere flessibili. L'appuntamento tipico napoletano è ci vedemmo a vie 10. A vie 10, sai, è quell'intorno un poco prima, un poco dopo delle 10, un quarto d'ora, va, di tolleranza. Ci vedemmo a vuotate 10. Questo addirittura è inquietante perché a vuotate è l'intero giro della lancetta dell'orologio, un'ora prima e un'ora dopo. Guardate un po', ci vedemmo sotto mesiurne. Bene, se vi dicessi però che nella città che non ha certo il dono della puntualità e della precisione esiste l'orologio più preciso del mondo. Sì, ebbene sì, questo è l'orologio che ha alle mie spalle, l'orologio di Ferdinando II Borbone, l'orologio di Piazza Dante. Un orologio che qui dal 1853, da metà dell'Ottocento, ed è veramente il più preciso al mondo, quando funziona ovviamente, e ora funziona perfettamente. Presenta un quadrante superiore di tipo normale e poi c'è un quadrante inferiore un po' più piccolo dove è scritto equazione del tempo e una scala che va da -15 a +15. Bene, questo è l'unico orologio al mondo che tiene conto del fatto che l'asse della Terra non è perfettamente verticale ma è lievemente inclinato e quindi la rotazione della Terra è lievemente eccentrica e quindi la distanza reale dal Sole non è sempre costante ma è diversa per ogni giorno dell'anno. Insomma, signori miei, una cosa veramente complicatissima. Ma se volete sapere qual è l'ora solare reale dovete venire solamente qui, a Piazza Dante. Ma a Napoli di orologi particolari ce ne sono davvero tanti. Per esempio, ci sono ancora oggi molti orologi che hanno il quadrante a 6 ore. Se mi seguite ve ne porto a vedere uno molto particolare. Mentre gli orologi napoleonici, quelli a 12 ore, dividono la giornata, le 24 ore, in 2 cicli da 12, gli orologi a 6 ore, come quello che è alle mie spalle qui nel cortile dello Spirito Santo, dividevano la giornata in 4 cicli da 6 ore. 6 per 4, 24 è la somma che fa il totale, come diceva Totò. Era tutto molto più semplice, i rintocchi erano solamente 6, primo vantaggio. La prima ora veniva scoccata alle 7 di mattina, quando si alzava il sole, bisognava dire la prima Ave Maria. Ecco perché erano anche ore romane, ore cattoliche in qualche modo, le ore italiche. Il primo ciclo finiva alle 13 attuali, all'ora pranzo. Cominciava il secondo ciclo che cominciava alle 13 e finiva quindi alle attuali 19, quando c'era la preghiera del Vespro. Insomma, era veramente geniale. E aggiungi che per i più distratti, quelli che si erano perso il numero dei rintocchi, esisteva la cosiddetta ribotta. Un minuto dopo aver fatto i primi rintocchi, i rintocchi venivano ripetuti, quindi tutti potevano sapere con precisione che ora fosse. Beh, la storia degli orologi a 6 ore è veramente straordinaria. A inizio dell'Ottocento, con l'arrivo degli orologi napoleonici, questi andranno tutti quanti in disuso. Questo orologio, tra l'altro, è ancora funzionante qui allo Spirito Santo. Ce ne sono diversi a Napoli, 2 sono all'Arenella, 1 è al Vomero, 2 nel centro antico. È troppo complicato trovarli, però chiedo a questo punto aiuto a voi. Vorrei recuperare traccia di tutti gli orologi esistenti a Napoli con un'unica lancetta e col quadrante a 6 ore, gli orologi napoletani, la storia dell'orologeria napoletana. Mi aiutate? Scrivete in redazione, mandateci le foto di tutti gli orologi a 6 ore napoletani.